Vero che al secondo posto noi abbiamo la velocità, ma al primo posto noi abbiamo la distrazione. Distratti e col piede veloce sono i veneti al volante e purtroppo sono questi i fattori di maggiore rischio sulle strade, causa di ancora troppi incidenti, molti dei quali mortali. Lo dicono le statistiche diffuse oggi dagli Automobile Club nelle province venete. Sono 13.792 gli incidenti in totale nel 2013, quasi 19.000 i feriti, 299 i morti, che è vero scendono per la prima volta sotto la soglia dei 300, ma non è una grande consolazione. Verona e Padova vestono la maglia nera della classifica sia per incidenti che per vittime. Le strade urbane risultano teatro della maggior quantità di scontri. Luglio, il mese terribile. Ci sono anche le fasce d'età più pericolose, quella dei giovani e quella degli ultra 65enni. Cala in generale intanto l'uso dell'auto sulle strade anche per effetto della crisi, ma diminuiscono pure i controlli e la manutenzione. Saltano dei passaggi importanti come la manutenzione degli autoveicoli e tendono solo a portarli nelle officine quando sono rotti. Questo è un grave rischio, soprattutto per quello che riguarda i pneumatici, i freni e altre componenti essenziali delle vetture. Non è inutile ribadire l'importanza dell'informazione e della conoscenza del codice della strada. Non c'è un bambino nelle nostre scuole di Padova che non abbia formazione seria sulla strada, sul codice della strada, con mezzi ovviamente idonei per i bambini a seconda dell'età, con gadget per loro. Resta però la constatazione amara di dover ancora lavorare molto per avere strade sicure. Gli incidenti mortali e non sono ancora troppi. A livello regionale, con tutto quello che stiamo facendo, pensavo tutti i presidenti degli Automobile Club pensavamo a livello veneto che i dati fossero un po' più soddisfacenti di quelli che sono. Sono numeri ancora troppo alti. Sono numeri molto pesanti, sì.